È una meravigliosa e poliedrica figura di santità quella di San Domenico di Sora. Precisiamo subito però che si potrebbe chiamarlo anche Domenico di Foligno, dal momento che proprio nella città umbra egli ebbe i natali a metà del X secolo, nel 951. Ma ormai anche a Foligno si sa bene che mettere accanto al suo nome quello della città del Frusinate, Sora appunto, non è fare un torto alle sue origini, perché la figura di Domenico è indissolubilmente legata alla cittadina sulle sponde del fiume Liri, dove fondò il monastero in cui visse gli ultimi 20 anni della sua vita e in cui morì il 22 gennaio del 1031. È qui, in questa abbazia appunto di San Domenico di Sora, che si custodisce e si venera il corpo del santo. Proprio dall'abbazia che porta il suo nome, del resto, il suo culto si è diffuso a macchia d'olio, in particolare tra le popolazioni del Basso Lazio, dell'Abruzzo e del Molise. Una figura meravigliosa, dicevamo, perché Domenico è stato un uomo assetato dell'assoluto, che ha saputo incarnare il primato di Dio sulla propria vita in varie forme di ministero, come sacerdote, monaco, fondatore di monasteri e di chiese, abate, predicatore che affascinava gli ascoltatori, ma che sapeva anche scuotere, denunciando i vizi del clero e dei laici. Insomma, una santità eclettica. Per la verità Domenico viste le diverse fasi del proprio percorso spirituale semplicemente come modalità differenti di tradurre nei suoi giorni e nel suo contesto religioso e sociale la stessa risposta radicale all'amore di Cristo che lo aveva conquistato fin da giovanissimo. E in tal modo egli diventò uno dei segni tangibili del rinnovamento spirituale che tra X e XI secolo, proprio nel passaggio dal primo al secondo millennio dell'era cristiana, preparava il terreno a quel processo di importanti cambiamenti nella vita della Chiesa che va sotto il nome di riforma gregoriana. Ma quello che probabilmente più rende originale la vicenda di San Domenico è il fatto che il suo carisma, la sua opera di riforma e la sua fama di santità lasciano il segno e attecchiscono dal basso, coinvolgendo luoghi rurali e montani dell'Italia centrale, lontano dalle grandi città e periferico rispetto alle grandi istituzioni monastiche dei territori che attraversa, Farfa e Montecassino ad esempio, svincolato dalle strutture ecclesiastiche, legato piuttosto ai signori laici, committenti e benefattori delle sue fondazioni monastiche e alle comunità castrensi in via di strutturazione. Incredibile inoltre come attorno a lui si affollino uomini e donne di tutte le categorie sociali e come dopo la morte la sua santità e la sua intercessione come taumaturgo riescano sempre più ad attirare molta gente, con la tomba nel monastero di Sora che diventa ben presto meta sempre più frequente di pellegrinaggi. Basti pensare che oggi più di 30 centri tra Valle del Liri, Valle Roveto e Valcomino, tra la provincia di Frosinone e quella dell'Aquila, lo venerano e lo invocano come protettore contro la febbre, contro i morsi dei cani idrofobi, quelli cioè affetti dalla cosiddetta rabbia, e dei serpenti velenosi, oltre che contro il flagello della grandine. Ma sarebbe troppo poco per conoscere San Domenico pensare ai tanti miracoli che gli vengono attribuiti o alle pure edificanti manifestazioni di devozione come quella di Cocullo, grazioso paese abruzzese, dove la tradizione vuole sia conservato un suo dente e dove si svolge il 1° maggio di ogni anno una festa molto nota in onore del santo, la cui immagine viene portata in processione avvolta da serpenti appositamente catturati dai cosiddetti serpari del luogo. Quest'uomo di Dio ha però fatto molto di più che guarire persone da varie malattie e allontanare pericoli di vario genere. Ha riportato soprattutto la novità del Vangelo nel pezzo di mondo in cui ha vissuto,
con l'amore alla preghiera nell'estrema solitudine, come pure nella guida di altri monaci e nella fondazione di comunità monastiche, nel lasciare tracce della sua profonda spiritualità nei luoghi in cui passava, nel seminare la grazia e la bellezza della vita cristiana tra la povera gente e tra personalità di rango, richiamando con l'esempio e con la parola i pastori della Chiesa all'autenticità del loro ministero, e facendo inoltre scaturire da tutto questo anche una maggiore coesione sociale nei territori in cui passava. La sua parabola terrena prende avvio dunque dall'Umbria. Già da bambino, attirato più dalle cose di Dio che dagli svaghi, Domenico viene affidato dai genitori al monastero di San Silvestro nei pressi di Foligno per essere avviato allo studio delle lettere. Avvertendo presto il desiderio di una profonda intimità con il Signore, passa al monastero di Santa Maria a Petra Demone in Sabina, dove riceve l'abito monastico benedettino e diventa sacerdote. La ricerca della solitudine lo spinge quindi nella vicina Scandriglia, dove inizia a sperimentare l'alternarsi di vita eremitica con la chiamata a guidare altri religiosi nella vita comunitaria, perché la fama della sua santità attira altri uomini a seguirlo. Fonda dunque un cenobio dedicato al Salvatore, ma torna presto al suo isolamento, fermandosi presso il Monte Pizzi e costruendo una chiesa dedicata alla Trinità. Qui prende come suo compagno il monaco Giovanni, che diverrà compagno inseparabile e affezionato discepolo di Domenico, lasciandoci una delle più note biografie del santo. Prosegue quindi il suo apostolato itinerante entrando in territorio abruzzese. Qui fonda il monastero di San Pietro in Lago, nei pressi del lago di Scanno, ritirandosi di nuovo a vita eremitica nella località di Plataneta. Su invito di un signore del posto, costruisce un altro monastero a San Pietro Avellana, in Molise, ma l'attrazione verso la solitudine lo spinge ancora altrove. Passa quindi in territorio del Lazio, vivendo 3 anni tra le grotte di Trisulti presso Collepardo, dove la venerazione delle popolazioni circostanti lo induce a fondare un nuovo monastero dedicato all'Apostolo San Bartolomeo, opera alla quale Domenico rimarrà molto legato. A Collepardo, come pure a Guarcino e a Vico nel Lazio, esercita anche un fecondo ministero di predicatore, richiamando alla penitenza i sacerdoti caduti in gravi sceleranze e illeciti matrimoni. Confermando anche notevoli doti di costruttore, dedica un oratorio a San Michele Arcangelo presso il Monte Cacume, una chiesa in onore della Vergine Maria presso il fiume Flaterno e un altro oratorio in onore della Trinità a Petra Imperatoris, identificabile probabilmente con il notissimo santuario dedicato appunto alla Trinità presso il Monte Autore in Valle Pietra, oggi provincia di Roma e diocesi di Anagni-Alatri. L'ultimo ventennio della sua vita è segnato, come detto, dalla permanenza nel monastero di Sora, da lui fondato nel 1011 per volere di Pietro Rainerio, signore di Sora e di Arpino. Lo dedica alla Vergine Maria e ne diventa abate fino alla morte, sopraggiunta il 22 gennaio del 1031 all'età di 80 anni. Sono soprattutto i tantissimi miracoli operati dall'abate in vita e dopo la morte a sancire presso il popolo che lo venera la sua santità. Il 22 agosto 1104, a rendere omaggio alle sue spoglie, arriva anche il Papa Pasquale II, che dedica la chiesa del monastero, oltre che alla Vergine, proprio a San Domenico, che viene così allo stesso tempo canonizzato in segno di approvazione del grande consenso manifestato dai fedeli. Le diverse vite scritte dopo la sua morte restituiscono i vari aspetti di questa figura poliedrica di monaco benedettino, riformatore della vita monastica, a cui ben si addice la definizione di marcatore del tempo e dello spazio, secondo l'intuizione di Jacopo da Varazze, il domenicano del 200, autore di una raccolta di vite dei santi nota come Leggenda Aurea. Per Jacopo, i santi, nella loro esperienza, uniscono la concretezza del tempo umano, santificato dal cristianesimo,
e il tempo escatologico verso il quale l'umanità è diretta fino al giudizio universale.